il CAV punta sulla famiglia, si salvi chi può! Sgammati! Non fate ridere più! Sparatevi! Sgammati! 24 più 3 e adesso 24 più 4 naturalmente in generale. 16, non fate ridere più! Sparatevi! Sgammati! 24 più 3 e adesso 4 Clicetto, Scalabeo, Mini Miau! Dice, vuoi che Mini Miau li baci? Le lesioni a nome tuo, €1, minimo 10 lanci, 10 euro, pacchetto da 100, sconto 10%, 90 euro, o 110 è lo stesso. Berlusconi, codice Berlusconi, la sinistra conquistata dal Bunga Bunga, poi attacca l'unità, ehi, dice l'unità, la sinistra, i PM, i comunisti, eccetera, intende Mini Miau, però, e la Presidente Capo d'Italia, il Presidente Capo d'Italia è Napolitano Giorgio, il Berlusconi Silvio, e misera quarta carica, che ignoranti gli italiani e i mondagliani, e comunque l'Italia è una repubblica militare psico-porno giudiziaria. Capito, Caproni? La campagna di Letizia. Dice, la campagna di Letizia qual è? Dice, ferie sindaco. Però, e fino adesso chi ha fatto? Sì, già ha fatto la complice dei questurini, dei toghati, degli avvocati, feccia varia. Ecco, dice, poi dice, nessuna fretta e niente spot. Lavoratti lancerà la sua candidatura dopo il 20 marzo e ha fermato gli stampatori dei manifesti elettorali. Ad aprile sarà spedito ai milanesi un libro sui 100 plagiati. Però Commentino dice, e che paga il progetto? Il libro e la spedizione del libro sui 100 progetti? Sono bella, Lavoratti, quando ancheggia per la strada le incantate, gli incantati, tutti. Dice, guardate la tizia, mi vuol fare da musa. Dice, Lavoratti, quando ancheggia per la strada le incantate, gli incantati, tutti. Ecco, più o meno c'è la musichetta al sottofondo, no? E il Premier, che dice il Premier? Che dice? Dice, i PM mi molestano le pollastre. Cioè le ministre, le pollastre, insomma, dice la Gelmini, la Carfagna, però, e non si sanno difendere da sole, queste ministre, queste pollastre, sono minorenni per caso? O minorate? Vabbè, lasciamo perdere. E Palamara che dice? Dice, il Premier mi molesta le pollastre. Oh madonna, e che sono le pollastre di Palamara? E dice la Boccassini, la Turri, ecco. Ah, sì. E la Rubi fino a ieri era bella, brava, buona, saggia, perfetta. Oggi è brutta, pazza, inaffidabile, cattiva, nachiavica, è infama, diffama, calunnia. Già, quando da minorenni si diventa maggiorenni, purtroppo, Italia tortora. Dopo 20 anni, ecco un'altra ingiustizia. I giornalisti Iannuzzi e De Gregorio, oggi senatore PDL,
condannati a versare 280.000 euro al giudice. E beh, il giudice è il Padre Eterno d'Italia, che cazzo vuoi fare? Se ha condannato bisogna pagare. Sì, dice che inquisì l'ex Volto TV, ecco, poi assolto, ecco, la colpa, dice, aver raccontato un processo orrore, e non si possono raccontare, no, gli orrori dei Padre Eterni d'Italia non si possono raccontare, altrimenti si paga, si paga, 280.000 euro, paga! Con tutte, dice, le ingiustizie, commentino, con tutte le ingiustizie cui è pervasa l'Italia, dice, ma chi se ne frega della peste, il problema sono i raffreddori di stagione, ce lo mettiamo, dice, sì, Iara, che il questore, che dice il questore? Trovate cose importantissime, però, ecco, se non c'è il cadavere non trovano niente, ecco, Valium, mafie e sette riunite. Dice, ecco quanto guadagna la famiglia Berlusconi, però nel 2010 le 7 holding che controllano Fininvest hanno chiuso inutile di 203 milioni, a Pier Silvio ne vanno 16, a Marina 12, a Mortizia, no? 10 ciascuno, Berbera, Eleonora e Luigi. Dice, che miseria, urge una colletta. Sono alla fame, ecco, dice, perché rubano le caramelle ai bambini, i salvadanai, e tutto, si mettono d'accordo con i questurini, i togati, gli avvocati d'Italia, e rubano le caramelle, i salvadanai ai bambini. Però dice, la rivoluzione oggi, dice, ingabbiare i bastardi della famosa Mani Pulite, sì, che se le lavavano, sì, le saponette ce le mettevamo noi, dice, e loro si lavano le mani, le saponette ce le mettiamo noi, e loro si lavano le mani, però, dice, la rivoluzione oggi, ingabbiare i bastardi della famosa Mani Pulite, ripartire da Craxi. Però quello che disse, no, dice, la Sigonella, minchia, gli americani gliela fecero pagare, dice, che Sigonella? Quale Sigonella? Dice, in Italia, dice, comandiamo noi a casa nostra, disse Craxi, minchia, e gliela fecero pagare. Beh, lasciamo perdere, che se ne dica, nessuno lo vuole, sono tutti figli della merdosa Mani Pulite, e continuano a lavarsi le mani con le nostre saponette, ladri di saponette. Però chi tocca i figli muore, chi tocca le donne e i bambini, sofferenza, fiamme, tortura, dolore, da qui all'eternità. I dannati d'Italia, tortura, ha detto. E se non vi beste, dice, e se continuate, dice, per innestare la quarta, la quinta, lanciare il bolide, c'è tempo. Mettetevelo bene in testa, dice. Contro me nessuno può, chi contro me mia, chi può? 1 milione di subumani, dice, nulla può contro un solo essere umano, per quanto piccolo esso sia. Scolpitelo sulla roccia, sul marmo, attaccate su tutte le facciate, in culo alla feccia, insomma.
bello. Dice quella troia della Cecilia Massena, ma dove si nasconde? E quelle troie della Tragni Laura, Lucia Elena Formica, Serena Baccarini, Maria Cogliandolo, Maria Luisa D'Ameno, Maria G. Rispoli, Serena Franci, Buono G, Cerretti Alessandra, tutti togati e questurine d'Italia, no? Avvocati d'Italia, eccetera. Oh, dice procuratore della Repubblica Italiana, funzionario di polizia, procuratore, però le pollastre, no? Dice a proposito di troie, dice la Cecilia Massena è una troia, la Tragni Laura è una troia, la Lucia Elena Formica è una troia, la Maria Luisa D'Ameno è una troia, la Serena Franci è una troia, la Paola Selleri è una troia, la Rossana Filacchione è una troia, la Grazia Cesara Ophelia è una troia. Dice l'elenco è lungo. Alla prossima. I Questurini d'Italia, tu dici i Questurini d'Italia, dice ne presero e ripresero a tonnellate, vedi, Sacri Atti Italia, dice il potere lesivo logora chi non ce l'ha, e certo. La russa dice vorrei dire che la sicurezza degli italiani in Libia non è più importante della sicurezza degli italiani in Italia, né della sicurezza di tutti gli esseri umani, nessuno escluso, dice, e anche degli animali, la cui vita spesso è più preziosa di certi umani. Già, gli animali sono sempre utili, gli umani. Beh, dice, rivoluzione. Ma in Italia, ma la rivoluzione contro chi, dice? In Italia, dice, ci sono più presidenti, comandanti che cittadini. Dice gli italiani, che ingenuità! Anche qui, dice, quella merdaccia impunita di Andrea Speziale. A proposito delle troie, dice la Cecilia Massena è una troia, la Tragni Laura è una troia, le troie, dice, sono tante, vai con l'elenco completo, dice, le troie si autopresentino, ok, non si autopresentano, però, dice, ha divorziato, chi? Come? Dice, ha divorziato. Chi? Come? Dice, quella troia della Veronica Lario si è beccata i soldi e ha piantato il cornuto vecchio per qualcosa di meno moscio, insomma. Dice, la casalinga regina. Dice, la casalinga regina regna, infatti, se vedete, regna, no? Dice, parlane male, ma parlane, se ne parlano male si vede che regna, no? Dice, girala come vuoi, ma regna, legna. Il dio della musica, il dio della musica fa lo squillo. Dice, il dio della musica fa lo squillo, il portavomiti d'Occa Andrea Speziale. Ma il numero ce l'ha, e qual è? Che merdaccia, tale quale quella troia della Serena Franci, Cecilia Massena, Laura Tragni. Dice, si vomita solo a nominarle, piccole dosi, Tragni. La rivoluzione oggi, dice, ingabbiare i bastardi della famosa Mani Pulite che si lavano le mani con le nostre saponette, dice, ripartire da Craxi, che se ne dica, nessuno lo vuole, sono tutti figli della merdosa Mani Pulite, dice, ingabbiare il capo punta sulla famiglia. Scusate, il capo punta sulla famiglia, dice, aiuto, dice, si salvi chi può.
Regina Donna di Cuori. Regina Donna di Cuori è un nick, dice la sanità in Italia è merda, anche e soprattutto perché gli operatori come te, dice, sono merda. Tu non ne fai mica parte. Dici, visto che sei del ramo, potresti scoprire cosa ci faceva la Croce Verde in Giambellino 48 a Milano in data 29 settembre 2004? A buon ringere, dice, sei ancora in te o hai bisogno di rianimazione? Poi dice, sì, dice, mi è capitato di essere a pezzi e di